Rieccoci a parlare del virus H1N1, tante le telefonate che stanno arrivando per avere appunto telespettatori che chiedono delle risposte ai molti dubbi che sta sollevando questo virus. Una delle domande ricorrenti, abbiamo visto anche passare alcuni SMS, è quello che riguarda le future mamme. Le donne incinta si devono vaccinare? Ci sono dei rischi? Il vaccino è sicuro? Dottor Gallo, in questo momento si possono dare delle certezze o è ancora una fase di grande prudenza? Le certezze non ci sono, come dice lei è una fase di prudenza, anche perché ci sono due aspetti da considerare. Uno, che tendenzialmente le donne in gravidanza sono a maggior rischio di influenza, infatti sono una categoria che è sempre stata considerata nell'offerta del vaccino stagionale. Devono essere completati gli studi ovviamente per verificare la sicurezza anche di questo nuovo vaccino, quindi stiamo aspettando questi studi e quindi poi le indicazioni che usciranno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero e dagli organi superiori. Quindi presumibilmente tra qualche settimana, sicuramente un mese al massimo, forse si saprà se la donna incinta fa bene o fa male a vaccinarsi. Ci aspettiamo ovviamente che questi dubbi siano sciolti, devono essere sciolti su delle evidenze scientifiche. Vedo che anche l'assessore Sandri scuote la testa, d'accordo su questa, il forum concorda su questa tesi, quindi aspettiamo, future mamme aspettate, poi arriveranno le comunicazioni ufficiali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e soltanto a fronte di certezze si potrà procedere al vaccino. Anche perché il rischio in gravidanza è relativo, vuol dire, non è come il rischio che ha uno che ha pluripatologie, diabete, certo, cardiopatia. cardiopatico.